diciamo, perché lo scopriremo poi durante la mattinata. Prego, Bustiano. Sono onorato. Vabbè, si intende te? No, è tanto che lo tecnico, come funziona? Si intende sicuro? Prova? Sì. Intende come? Un saluto a tutti i compagni del Progress e agli altri indipendentisti che sono presenti, che effettivamente dobbiamo spiegare atto de aeremos doveres molto importanti, insomma, cioè in pala nostra si abbatte una responsabilità generazionale, una responsabilità del sepero politico, abbiamo deciso, abbiamo elaborato in conca nostra l'idea dell'indipendentismo moderno legato a questo mondo di oggi. La responsabilità non è del Pacu Contu, che abbiamo una nazione sarda che forse in tutta la storia sua mai che a oggi ha tapito una consapevolezza nazionale unitaria. Cioè manco il suo periodo sul giudicato, il suo periodo non ischi il suo periodo nuragico, ma probabilmente no. Cioè mai che a oggi lo sardo si sono inteso consapevolmente, proprio dopo il maturato, dopo che naturalmente tanto di noi abbiamo travagliato, mai che a oggi però sono stato consapevole di essere una nazione unica. Vina già durante il giudicato, probabilmente in convinto di essere diverse nazioni, o comunque sia non biti sul concetto pleno di nazione, oggi appare meo ovviamente, poi lo sparre potrebbe essere pure diverso, in catasardo oggi atta batti su kervedu suo, una parte del su kervedu collettivo di questo popolo che poi è su kervedu dessa nazione. E dunque questo non va tutta la responsabilità del Gallo Pullmannas, che questa situazione si presenta oggi, non si presenta crasa, noi siamo il vio oggi, non siamo il vio crasa, in termini ovviamente di scadenza storica. Una cosa è sicura, che la storia di questo popolo non è nascita per si cristallizzare in questo momento. Che se andiamo a vedere a Rio, non so, che oggi si sono facendo, viene già l'ultimo libro di Michele, di Pietrino Soddu, di apparire come che siete una Rio che parte da una cristallizzazione della storia, cioè la storia della Sardegna è nascita, è sviluppata, è da resilienza e probabilmente è un termine puro che sta bene alla storia di questo popolo, quasi può arrivare ai no, che questo è il risultato che trasparite da questo arreglio profondo, arreglio meta profondo, ma entro di una gabbia. Cioè, dà l'impressione che noi possiamo esercitare sul livello del arreglio, però canto sia che l'arziema su questo arreglio è ininfluente su adesso esterno, cioè non influiti. E scommente che due suzzilleri arregliano questa formazione della Juventus, però poi su allenatore che ha questa formazione della Juventus non tiene minimamente conto e tutti lo arregliano il fatto di suzzilleri. Cioè, la matessi cosa è l'impressione che si ha in questo momento. Poi te sono anni questo, sono anni questo che questo non scarica di responsabilità. Cioè, tutto ciò che abbiamo noi è scarico di un bagaglio enorme di responsabilità, cioè in pala nostra già praticamente beste sul destino di questa nazione. A vero, noi siamo vivito il Vinasaoie per diventare italiano, so? Cioè la storia non si è cristallizzata in spagnola, catalana, non si è cristallizzata romana in altre occasioni, si è cristallizzata oggi, cioè praticamente potremmo stancare
la serie del sol volume che costituisce Sardegna Pisana, Sardegna Aragonese, eccetera, eccetera, ponimo sul volume numero 10, che sul volume numero 10, Sardegna Italiana, non firmamos. Cioè, la storia si firma in ocche? Oppure, questo pure rientra in resilienza di chi narra Pietrino Soddu? Cioè, a questa resilienza non si... non conseguite una deformazione definitiva, invece è una deformazione passeggera, come è stata passeggera la deformazione in tedesco, catalana, spagnola, aragonese. Tutte le deformazioni che abbiamo subito in questa terra e che ha subito questo popolo, questa è una domanda che noi non dobbiamo fare, che noi indipendentisti già ne siamo già certi di questa posizione, noi siamo in fuori da questa gabbia, cioè non ragioniamo da ora, pensiamo che la questione nazionale non sia una dinamica interna, cioè, a questa gabbia, questa giuditanza in un bista toglie la nazione sarda, ma sia una dinamica esterna, è una dinamica in un la nazione è una entità e a Saterala batte un'altra entità che è il Stato italiano, che è il Stato che domina la nazione dominata, quindi a che parte di una dinamica esterna, e in questa dinamica esterna è importante l'unicità della nazione che si confronta con l'unicità di un Stato che è mezzo lo mette sul mano del nostro. Però noi da sala nostra abbiamo su che vedo collettivo che per fortuna in questo ultimo tempo è stato nato meta da innanzi e ha dato forza a questo popolo, e questo popolo oggi è possedete questa forza, però abbiamo visto che non siamo in grado di usare. Fino alle ultime elezioni regionali, se noi abbiamo saputo, cioè abbiamo resistito a elaborare allegare elaborare sul credo collettivo di questa nazione, probabilmente abbiamo sapito un'occasione storica, cioè l'occasione storica l'abbiamo sapita, ma probabilmente abbiamo poi pure approfittare di questa occasione storica. Cioè io penso che mai, come in queste ultime elezioni, si è capito una possibilità concreta di cambiare sul governo di questa nazione. Cioè, siamo arrivati a un punto in cui a vero si poteva sperare, non essere certo ovviamente, ma sperare di arrivare a esprimere una forza in grado di essere alternativa, nettamente alternativa, né collaborativa, né oppositiva, né compromissoria, ma nettamente alternativa a su chi è stato fino a oggi sul governo di sudditanza che ha governato questa terra. Qual è il suo pericolo? Chiaramente sono regioni che potremo affrontare non in un saluto congressuale, io so solo sterrenne su chi penso e basta, può resistere a non scomprendere strano il date e poi dobbiamo ragionare non manca in questa occasione ma in altre occasioni. E quali sono i pericoli oggi? Beh, il pericolo più grave che io temo è la cristallizzazione post-elettorale, cioè che i contesti che si sono creati in questa elezione si cristallizzano, cioè cristallizzare e che si formano istrattos politicos che poi si autodifendono, cioè praticamente dedicano una parte manna della forza che possiedono pro autodifesa della cristallizzazione, il che renare che può assaine sul dibattito il suo mondo indipendentista venite vincolato dai costali gabbias che noi abbiamo fraicato noi matessi. Cioè, io quindi naro e Simon che dai costali gabbias abberimulas piccamo usato dell'insufficienza, che insufficienza batapitu. Cioè, potremmo poi tra noi narrare, vabbè, abbiamo fatto un risultato, il manno, eccetera, eccetera, però dobbiamo leggere le cose che su che vedo della storia, cioè che so ozzales della storia dobbiamo leggere e non rende conto che comunque noi la risposta che abbiamo dato a questa occasione è stata insufficiente.
cioè la cultura politica sarda, non è stato in grado di scrivere una lavagna sua, diversa, che in un'agenda politica sua, ma ha cercato di correggere o di aggiungere qualche cosa in una lavagna già scritta, che è scritta da questa cultura politica italiana. Cioè, non siamo stati in grado di esprimere una cultura politica sarda che ha ereditato de proprio, indipendentemente da cosa che è la lavagna scritta da questa cultura politica italiana, ha ereditato e compilato una lavagna sua. Pur bella, pur mala, non ha importanza, ma comunque una lavagna sua compilata dal succhervedo collettivo di questo popolo e in particolare da questa parte più consapevole che siamo noi. I teachere pusa da innantis. La prima cosa la ponate, evitare la cristallizzazione, se no non che simus. Seconda cosa, piccare atto di insufficienza. Cioè, dobbiamo essere più modestos che noi matessi. Piccare atto di insufficienza. Siamo stati insufficienti. Tutto siamo stati insufficienti. E tanto, i te bisogna da che hanno si piccata atto di insufficienza. Si ghirata domo. Si torna a sa parola a sa nazione. Cioè dobbiamo tornare a sa mamma, dobbiamo tornare in dai secoli, a berre sa gabbia nostra al matessi. Cioè a berre sa gabbia se non siamo ingabbiati, Sardegna nazione, però che Sardegna possibile, a manca posso indipendenza, eccetera, eccetera. A berre sa gabbia, girare a domo, interrogare sa nazione e poi dai cue idere ite non narata sa nazione. E questo come si può fare? Beh, si può fare lavorando tutto canto, per esempio, a una... Grazie Bustia. Ti va dato atto in tutti questi mesi sempre di esserti mosso con grande onestà intellettuale e con chiarezza. Questo te lo dobbiamo dare, ti dobbiamo dare atto di questo e grazie sempre per il tuo contributo prezioso che è spunto di riflessione. E poi noi qualche strumento partecipativo per aprire questo tipo di dialogo e di ragionamento, lo sai, ce li abbiamo, ne dobbiamo parlare proprio oggi. Io chiamerei adesso Cristiano Sabino, qui con noi il candidato sindaco a Sassari per il Fronte Indipendentista Unido. Prego Cristiano. Saluti a tutti. Si intende? L'ultima volta che sono stato ospite al vostro congresso ho parlato di contaminazione, no? Poi sembra, Michela Murgia si è avvicinata poco fa a dire, sembra passato un secolo dall'ultima, perché ci siamo conosciuti in quell'occasione, sembra passato un secolo, in effetti in questo periodo la contaminazione è andata avanti. C'è qualcuno che è stato contaminato profondamente e che adesso siede in consiglio regionale con chi ha avvelenato questo territorio, perché oggi di questo voglio parlare di questo territorio di Sassari, del sito di interesse nazionale per le bonifiche Sassari Porto Torres, dove un'indagine epidemiologica ufficiale, curata dal CNR, dal Ministero della Salute, da tantissimi esperti, ha accertato che c'è una causa di morte molto maggiore, stiamo parlando con picchi del 70%, di malattie e di morte a causa dell'inquinamento industriale, ma anche e soprattutto delle ecomafie, che qua hanno riversato di tutto e hanno stoccato di tutto. Sono temi noti. Quello che però vorrei sottolineare è che con chi è diretto responsabile di queste morti e dell'avvelenamento della nostra terra, del nostro territorio, non è possibile collaborare. Non è possibile scendere a patti, non è possibile scendere a compromessi,
Non è possibile scendere a compromessi con un candidato a sindaco di quello che ho definito un po' scherzosamente il partito Piovra, per dare l'immagine di un organismo politico che controlla tutto e dirige tutto, il quale afferma pubblicamente che l'ENI è ancora benvenuta in questo territorio, perché porta lavoro. Ma quale lavoro? Ci avevano promesso 800 posti di lavoro, sono qua poco meno di 200 e in compenso le nostre verdure, le nostre acque, i nostri pesci, i nostri alimenti sono inquinati, sono avvelenati e gli operai che lavoravano sono morti o stanno morendo. Ma come facciamo a scendere a compromessi con questa gente? In nome della realpolitik. Secondo me invece bisogna creare veramente un solco che sia chiaro, che da una parte stanno gli indipendentisti, ma non solo gli indipendentisti, i progressisti, i democratici, coloro i quali si ispirano agli ideali di uguaglianza, di fraternità, di solidarietà sociale, di cooperazione, così come stiamo facendo noi e anche qualcun altro in Sardegna. A Sassari abbiamo creato una lista di gente che viene dal sindacalismo, di gente che viene dalla sinistra, dal progressismo, di gente che ha ideali socialisti, di sinistra, progressisti, civili, e che ha trovato nell'indipendentismo un programma popolare per trasformare la nostra realtà. Questo dobbiamo fare, diventare un polo di attrazione, diventare un punto di riferimento. La contaminazione, dicevamo. Evidentemente abbiamo lavorato bene con la contaminazione. Qualcuno di noi voleva contaminare e si è fatto contaminare. E invece il mio avversario del PD, nel suo programma elettorale, scrive che bisogna riportare la NURA, l'agro e i suoi prodotti al centro della sua azione politica. Beh, ci fa piacere, visto che la parola terra per questi partiti clientelari, verticistici, al soldo delle multinazionali dell'energia, hanno sempre ignorato la parola terra. Ci fa piacere che siano stati contaminati da noi. Ma lo vogliamo dire o no che sono soltanto slogan elettorali? Lo vogliamo dire o no che gli esponenti dei partiti politici italiani, e in particolare a Sassari, il PD, che governa tutto e dirige tutto e controlla tutto, non ha alcun interesse di favorire i piccoli produttori, di favorire la coltivazione dei terreni. Parlano esplicitamente di industria agroalimentare, di industria agricola no food, cardi, per bruciarli in una centrale a biomasse. Certo, poi dicono bisogna favorire le specificità, bisogna aiutare i piccoli agricoltori a margine, ma il loro progetto è quello, è consegnare le chiavi della nostra città e del nostro territorio comunale alle multinazionali. Come possiamo non dare battaglia su questo? Qualcuno ci dice, ma così perdete voti. Ma perderemo anche voti, ma avremo la coscienza pulita. E poi chi combatte per delle battaglie di verità e di giustizia a volte si appella alla storia. La storia ci darà ragione, la storia ci verrà incontro, perché noi abbiamo ragione, e fare questa battaglia oggi a Sassari e in tutta la Sardegna significa avere avuto ragione, essere stati dalla parte giusta nel corso della storia. Questo è quello importante. E se noi mandiamo avanti questo percorso, le persone di buon senso, anche le persone non indipendentiste, e il fronte indipendentista unito in questo momento è pieno, in particolare in questo momento a Sassari la lista del fronte indipendentista unito è pieno di persone che non vengono dall'indipendentismo, ma si sono avvicinate all'indipendentismo perché, ripeto, in questo progetto, in questo metodo di lavoro aperto e partecipativo hanno trovato un vero progetto di rinnovamento popolare. Allora raccoglieremo i semi che abbiamo seminato. Questa è la scommessa dell'indipendentismo moderno e del nuovo indipendentismo. Non fare accordicchi con chi ha sfruttato e avvelenato la nostra terra e il nostro paese. Su questa linea noi siamo sempre stati una garanzia e continueremo a esserlo. Su questa linea noi continueremo a dare battaglia. Su questa linea noi chiediamo a tutto l'indipendentismo, a tutto il progressismo di sostenerci,
anche in termini contenutistici, in termini di scambio, in termini di confronto. Le nostre porte, abbiamo detto poco tempo fa, non sono chiuse, non sono aperte, ma sono spalancate. Cioè non soltanto non sono chiuse, non soltanto non sono aperte, ma sono spalancate. Su questa strada ci troveremo, continueremo a trovarci, su questa strada continueremo a dare battaglia. Con chi vorrà dare battaglia e non vorrà vendere il suo patrimonio ideale, le lotte di tutti questi anni, per un piatto di lenticchie e farne mercimonio. Grazie. Bene. Allora, adesso grazie Cristiano. Comunque il dialogo è sempre stato aperto durante tutto questo anno e Cristiano ne è buon testimone, anche rispetto alla segreteria che abbiamo portato avanti in quest'ultimo anno. Allora, io adesso chiamerei Romina Congera, che è qui con noi, a nome di Gentes, della coalizione. Grazie Franco, un saluto a tutte e a tutti. Io vi ringrazio ovviamente per l'invito che in realtà è stato rivolto a Gentes e quindi il saluto che io porto è quello di tutti i candidati e di chi ha sostenuto a vario titolo Gentes durante la scorsa campagna elettorale e durante i 9 mesi e un giorno che ci distanziano da Dier de Vesta, dalla vostra Dier de Vesta che è diventata la nostra perché in quel momento è nata Sardegna Possibile. Sardegna Possibile è stato un percorso totalmente inclusivo che ha fatto sì che nascessero due soggettività politiche importanti, Gentes e Comunidades, che insieme a Progress hanno dato grande dimostrazione di forza, ottenendo un risultato percentuale alle elezioni di tutto rispetto. E noi siamo orgogliosissimi di aver percorso questa strada tutti insieme, perché ci siamo resi conto che non come soggetti politici strutturati, perché non lo siamo, Gentes e Comunidades non lo sono, ma come soggettività politiche, quello sì, intendiamo la politica come una inclusiva, come un elemento fondamentale inclusivo che tenda a mettere insieme le teste pensanti che hanno come obiettivo primario unico i sardi e la Sardegna. Per me questo è stato l'elemento fondamentale che ha caratterizzato questi 9 mesi. Noi ci siamo detti nelle diverse occasioni che quello che avremmo dovuto fare sarebbe stata incidere nelle teste, nella cultura di tutti quanti noi a livello di riflesso anche a voi tutti. La forza è quella che crea risultato, la compattezza è quello che crea risultato. Pertanto io auspico che da questo congresso possa venire fuori un risultato politico che sia di continuazione di un percorso che ci ha visto incidere fortemente nella cultura sarda e che ha dato delle indicazioni chiare attraverso il voto su quello che si vorrebbe che si realizzasse per la nostra isola. Pertanto io, oltre che ringraziarvi nuovamente, vi auguro un buonissimo lavoro in attesa di rivederci e di poter ragionare presto di politica così seriamente come abbiamo fatto finora. Grazie. Altri compagni di viaggio eccezionali e porto Valentina Sanna di Comunidades, non può essere qui perché non è stata bene, e sempre a nome di Sardegna Possibile invito Rita Cannas. Salve a tutti, ci vuole sa scala guardia in noi. Agitorio. Ciao a tutti. Vi ringrazio per darmi la possibilità di raccontarvi un pezzo di cammino che stiamo facendo come Sardegna Possibile a Serrenti. Oggi vi porto i saluti di Pino Frau, che è il nostro candidato sindaco a Serrenti e che ha fatto quello che ci spetterà fare poi, credo, dappertutto in Sardegna. Cominciare a lavorare sul territorio per puntare ad amministrare i territori.
E vi racconto dell'esperienza che sta accadendo a Sardegna Possibile, a Serrenti Possibile, che è di tutti noi, perché è in qualche modo una metafora del cammino che abbiamo intrapreso lì e che stiamo facendo però insieme. A Serrenti si presenta la lista Serrenti Possibile. È già successo quello che forse accadrà o che è più facile che accada nei territori piccoli, nei piccoli comuni dove non avremo certo tre liste o anche più liste sotto il cappello, l'egida importantissima di Sardegna Possibile. Abbiamo una lista unica, si chiama Serrenti Possibile e dentro ha diverse componenti. Ve la racconto perché in qualche modo è la storia che sta già accadendo, è già il futuro, siamo già entrati nel futuro con Serrenti. Anche a Serrenti ci sono state difficoltà per partire, un po' le stesse difficoltà che ha presentato Sassari, sebbene Sassari abbia una storia diversa e più complicata. Però insomma anche a Serrenti c'è stata difficoltà, le persone inizialmente hanno dato la loro disponibilità, candidati delle regionali che avevano dato la loro disponibilità, poi l'hanno ritirata, la situazione è mutata, però quello che sta succedendo ora è che noi abbiamo 14 persone che concorrono nella lista di Serrenti Possibile, 12 sono di Serrenti, 2 non sono di Serrenti, e questo segnale anche di avere persone in più è stato necessario affinché partisse Serrenti, cioè per far capire a Serrenti che non era solo un problema locale, una questione locale l'elezione, ma era una questione che riguardava Sardegna Possibile. Così noi abbiamo 2 candidati, tra virgolette, esterni, cioè che non sono di Serrenti, ma che stanno collaborando alla campagna elettorale. Giorgia Magia e Ernesto Batteta, di altri comuni ma vicini e comunque hanno sposato ormai la filosofia, siamo ormai ammalati tutti, siamo portatori sani di questa malattia che si chiama Sardegna Possibile, mi sa che non intendiamo guarire, almeno io non intendo guarire. No. Siccome avete parlato di contaminazione, la contaminazione ha qualcosa di chimico, eccetera, no, insomma io ne parlo in termini positivi. Sta succedendo un'altra cosa in più. Il gruppo che si è candidato ora per le elezioni non è necessariamente, cioè le persone non sono tutte coloro che hanno fatto parte, che conoscevano già Sardegna Possibile. Cioè noi siamo già avanti perché abbiamo coinvolto persone che si sono appassionate, avevano sentito di Sardegna Possibile, addirittura c'è stata una candidata che quando ha saputo che era Sardegna Possibile ha detto sì, ok, io ci sto, cioè una proposta per candidarsi. Sono cose bellissime, cioè Sardegna Possibile è già passata, è già entrata, è già patrimonio non solo degli elettori, dei cittadini, e quindi non è così difficile poi presentarsi alle elezioni, però c'è un mettersi in gioco maggiore a livello locale. Serrenti l'ha sperimentato. Il giorno prima della presentazione della lista, Pino ha scritto in chat non se ne fa più nulla. Ha mandato messaggi a delle persone, non ce la facciamo. Sento Anna Sulis, che è molto vicina al percorso di Serrenti Possibile, anche lei dice no, non ce la fanno più. Io ho detto non è possibile che noi non ce la facciamo, perché se non parte Serrenti, non parte Quartu, non parte Dolianova, non parte Nuoro, non partono, perché avremo gli stessi problemi nei territori. E allora lì si trattava solo di agire insieme, di ritrovare uno spirito unitario, e abbiamo smosso le acque ed è ripartito, perché poi le persone avevano voglia di esserci. E nel momento in cui noi abbiamo detto ai serrentesi ok, siete in 11 e vi manca uno. No, perché se non dobbiamo arrivare giusti. Bene, allora che problema c'è? C'era Alessandro Mongili a cena, ha detto mi candido io a Serrenti. Poi abbiamo detto, beh, che problema c'è? Ne avete bisogno di 2? Ernesto ha detto, gli ho fatto dire, per amore, vabbè, mi candido anch'io. Ma la cosa buona che è successa è che Serrenti non si è sentita, non era più una questione solo di Serrenti. Cioè candidarsi, presentarsi alle elezioni era di tutti, era patrimonio di Sardegna Possibile. Cosa è successo a Serrenti? Che appena hanno sentito che ci viantasi strangius, arribendi, des atras biddas,
Noi ho detto no, come l'orgoglio, non ce la facciamo noi di Serrenti a farcela, magari mai. Miracolo, 14 persone sono trovate, poi il giorno dopo abbiamo presentato tutto, le candidature, è andato tutto bene e c'è un gruppo che sta lavorando, io ve lo racconto, perché Serrenti è aperta come Sardegna possibile. Chi ha voglia di fare, prende e va. Non c'è bisogno che ci diano le stellette di latta da mettere al petto, non ci vuoi sceriffusu, che hanno bisogno di questo riconoscimento. Tenisi gana di fare. Vai a Serrenti, ci sono 4 laboratori che si aprono dopo l'host che è stato fatto e anche questo è interessante, attenzione, perché stiamo dando seguito alla partecipazione, non è stato, per come dicono alcuni, uno slogan elettorale, sta diventando progetto politico, sta prendendo piede, quindi dall'host che è stato fatto con 100 persone a Serrenti, una bidda de 5.000 animas. Però animas, scusate su usardo che stiano deo, ma sono importanti che si comprendeva. Insomma, sta avendo seguito, ci sono i laboratori, sono dei temi, le informazioni sono online, quindi venite anche dalle altre parti delle Sardegna, perché Serrenti è di tutti, non è solo Serrenti, ci sono appunto i laboratori aperti, c'è la possibilità di creare dei gruppi che poi lavoreranno per tutta la Sardegna, aperti come è giusto che sia. Non aggiungo algo perché sennò sto sottraendo tempo a questo bel gruppo di persone. Io sono contenta di essere qui, vi dico, perché vi seguo. Non avrei immaginato nella mia vita quanto progressista sarei diventata. Io mi sono avvicinata per caso perché Cusamacca che lei da Murgia aveva fatto una e che avevano anche altri tipi di orientamenti, però si sono appassionate al progetto, l'hanno sposato e lo stanno incarnando. La cosa bella di queste 12 persone, anzi 14, che si vedono, un po' meno bella per me perché mi tocca andare spesso a Serrenti, 1° maggio e tale giorno, ma guardate, ve lo dico con scherzosità, in realtà è una cosa bella perché sto vedendo come si ragiona con 14 teste, anzi di più, perché ci sono persone non candidate che arrivano alle riunioni e ci mettono del loro. È così che deve essere. Così, siamo un corpo aperto, un sistema aperto, abbiamo dei paletti di riferimento, le non dipendenze, che per voi invece sono già la parola netta e chiara dell'indipendenza, ma noi parliamo già la stessa lingua ed è una cosa straordinaria. Dobbiamo adesso fortificarci e crescere. Grazie. Grazie a Rita anche per l'entusiasmo, sempre molto genuina e frizzante. E anche a nome di Pino Frao, che non è potuto essere qui e che chiaramente è il sindaco, come è il candidato sindaco di Sardegna Possibile, Serrenti Possibile, appunto nelle prossime amministrative. Questa segreteria è stata caratterizzata chiaramente dalla campagna elettorale per la nostra campagna elettorale per le nazionali sarde e abbiamo un contributo che vorremmo condividere con voi, un piccolo contributo dalla regia. Voi non vi dovete fidare di noi per 5 anni, voi vi dovete fidare di noi per un giorno e il giorno dopo noi vi dobbiamo mettere nelle condizioni di controllare cosa stiamo facendo, perché solo in questo modo si garantisce la trasparenza. Siamo nel quartier generale di Michela Murgia, è appena arrivata, chiediamo subito a lei le prime impressioni. Ho già visto che l'occhio è un pochino lucido e commosso.
Beh, è stata un'esperienza straordinaria, 7 mesi di vera passione. La politica in Sardegna era diventata un'abitudine a cui molti hanno rinunciato e spero che ci sia una riflessione su questo. Per noi non è mai stata una passione triste, siamo riusciti a riaccendere la voglia di fare comunità in moltissime persone che non andavano più a votare. Se non ci fosse... Ho scritto questo piccolo testo, qualcosa ho già scritto, l'avete letto su Sardinia Post in questi giorni, però in realtà oggi mi sembrava giusto, così alla fine di questo mandato, alla fine anche di queste fatiche che sono state tante, rendere omaggio, scrivere queste 2 righe che vi voglio leggere. Allora, le parole sono importanti e solo in questi ultimi 10 mesi ne abbiamo scritte tante, mettendole nero su bianco e riempiendo centinaia di pagine, arricchite di elaborazioni e progetti, di programmi e modelli, e pensieri e speranze che ci hanno accompagnato fra gioie e dolori in questi mesi. Siamo cresciuti tutti quanti, tanto. Ancora non possiamo rendercene bene conto, o forse più semplicemente non vogliamo, ma la nostra più grande vittoria l'abbiamo appena vista scorrere, fotografata e resa storica dalle immagini che in realtà vedremo tra poco. Nelle facce e nei sorrisi di chi siamo riusciti a coinvolgere come pochi hanno saputo fare negli ultimi 30 anni, è stata questa la nostra vittoria e prende sempre più forma. Dalle aspettative di centinaia e centinaia di persone siamo arrivati a conquistare la fiducia di quasi 100.000 sardi. Diciamo, i voti sono stati 76.000, ma in realtà sono state veramente tante anche le persone che ci hanno detto che non ci hanno potuto votare sostanzialmente perché non potevano farlo, ma che c'erano vicini. Per non parlare poi dei voti che ci sono rimasti dentro le urne, di questo nessuno mi toglie dalla testa che dentro lì ce ne sono almeno altri 25-30.000 di quei voti. Lo dico senza lanciare cifre a caso, perché è anche l'ora che qualcuno dica i numeri reali della nostra vittoria, per dare il giusto merito a coloro che hanno creduto nel progetto e a quei numeri che li ha generati. Ecco quindi i nostri numeri. Dal 16 di gennaio, giorno in cui Sardegna Possibile ha dato via alla fase finale della campagna elettorale, al 16 febbraio, giorno delle elezioni. Michela ha speso 21 giorni su 30 contando i festivi per visitare quante più comunità possibili, i 21 giorni dedicati alle comunità, facendo minimo 4-5 incontri al giorno, ma spesso anche 7-8, nei quali parlava e ascoltava mediamente dalle 800 alle 1200 persone, anche 5000 qualche volta. Tutto questo solo nell'ultimo mese di campagna elettorale e con le risorse che tutti sappiamo non essere state sufficienti e adeguate per la competizione che abbiamo scelto di vincere. E diciamocelo pure che non abbiamo accettato nessun compromesso ed è stato difficile anche intercettare risorse per la nostra campagna elettorale, anzi è stato praticamente impossibile. In mezzo a tutto questo, le apparizioni televisive, le interviste radiofoniche per la stampa, i discorsi da preparare e gli appunti e i documenti da leggere e studiare, i chilometri tra un incontro e l'altro, i discorsi tra un chilometro e l'altro, la famiglia e gli amici che diventano una sola cosa, con il progetto politico e tutto il tempo utile rimanente dedicato a mettere quasi 150 candidati nelle migliori condizioni per presentare il progetto comune, come vera alternativa forza di cambiamento. Ripeto, questo solo negli ultimi 30 giorni, perché se volessimo raccontare quello che è successo prima, ad agosto, quando Michela ha accettato di candidarsi, ci sono stati gli host e altre decine e decine di incontri, privati e pubblici, riservati o meno al merlo parlante di Cagliari, che hanno portato
la nostra Michela, fino agli estremi di se stessa e della nostra terra, dai fumi di San Rocca fino alle dita puntate contro di Teulada, a prendersi tutta la rabbia di una comunità distrutta e senza più nessuna prospettiva, da cui non possiamo escluderci per considerarci migliori, e che non impareremo a guardare in faccia, e se non impareremo a guardare in faccia non potremo mai comprenderla. Michela ha fatto tutto questo per noi e finché avrò fiato e forza non smetterò mai di esserle riconoscente, non semplicemente grato, che la gratitudine è un sentimento che si prova quando ci si sente in difetto. Alla nostra Michela io do il merito di aver riportato le persone al centro della vita della comunità, facendo quello che pochi uomini e donne sono riusciti a fare nella storia delle rivoluzioni non violente, e in così poco tempo e con i pochi mezzi a disposizione. Ecco perché un semplice grazie non può essere sufficiente, così come non si può certo ridurre il progetto e la visione di Sardegna Possibile al solo ruolo di Michela Murgia. Ma ora che posso prendermi questa libertà, non potevo lasciare concludere il mandato politico, non possiamo lasciare il mandato politico, poi Pablo farà un discorso, diciamo così, molto più politico, diciamo, di cui sono stato segretario, senza affermare pubblicamente quanto di buono e bello e speciale. Nessun favore, nessun grazie, non accetto niente di simile, è il nostro percorso, questa è casa mia, io qui non sono un ospite. Dentro Progress è maturata la mia consapevolezza dei bisogni della Sardegna e la mia consapevolezza anche di quello che potevamo dare in questo preciso momento tutti assieme. Il mio nome è stato un nome a servizio di questa sfida e sento questo grazie forte, anche in maniera commovente, però quello che abbiamo fatto è stato possibile perché lo abbiamo fatto tutti e lo abbiamo fatto insieme. E nessuno l'ha fatto per gli altri, ciascuno di noi l'ha fatto per sé, l'ha fatto per la sua terra, perché eravamo consapevoli che quello che c'era da costruire interessava prima di tutto noi, il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Quindi nessuno ha fatto un favore all'altro. Siamo, come dire, ci siamo messi a guardare nella direzione in cui tutti vogliamo arrivare e per molti versi questo percorso ci è servito a capire meglio anche qual era il punto da cui stavamo partendo e quanti potenziali compagni di viaggio potevamo avere con noi in questo percorso, perché forse negli anni precedenti come indipendentisti abbiamo la malattia della minoranza. Siamo sempre molto preoccupati di definire la nostra stessa esistenza. Pochi, nessuno di noi è un professionista della politica, nessuno di noi ha un portato di sicurezze alle spalle. I partiti italiani tradizionali non vanno in giro con le mascherine e lo spray a fare i loro simboli sui piloni dei cavalcavia della 131. Perché non hanno bisogno di dimostrare continuamente la propria esistenza. Noi invece sì, e abbiamo continuato a farlo per anni, perché l'idea era che dovessimo addirittura confermare a noi stessi che esistevamo. Ecco, io credo che sì, Bustiano diceva è stata un'occasione storica, è stata un'occasione storica anche per questo. Noi oggi ci ritroviamo in una condizione in cui non dobbiamo più dire a noi stessi esistiamo. Non dobbiamo più avere paura che qualcuno neghi che esistiamo. Molti passaggi sono stati fatti. Sardegna Possibile è stata una sfida attraverso la quale abbiamo provato a far, come dire, a dimostrare che i temi su cui avevamo fatto l'elaborazione politica per anni erano temi che interessavano tutti in Sardegna, non soltanto noi in quanto indipendentisti. E questo credo che sia stato il più grande risultato che abbiamo ottenuto. Molte persone che non erano disposte a prendere in considerazione l'istanza dell'indipendentismo come traguardo finale, si sono scoperte invece molto volentieri disposte a condividere i passaggi intermedi e attraverso questi passaggi intermedi maturare la consapevolezza della necessità dell'orizzonte finale. Sardegna Possibile è stato un percorso pedagogico oltre che politico ed è uno dei motivi per cui questo percorso non si deve interrompere.
non si deve interrompere, non tornare indietro, perché gli errori si sono fatti, è vero Bustiano, mica lo si nega, perfetto non bannemus, però gli errori che sono stati fatti sono errori organizzativi, sono errori di passaggio, di inesperienza, di risorse limitate, di fretta, di pressioni, del fatto che ciascuno di noi appunto non è un vecchio lupo della politica rotto a tutti i compromessi. Noi abbiamo tenuto la barra con pressioni che non è possibile raccontare in nessun video, in nessuna lettera, in nessuna... ciascuno di noi le conosce. Al di là di questi errori, che io sposo tutti dal primo all'ultimo, che io amo tutti dal primo all'ultimo, perché sono gli errori delle persone che ci hanno messo il loro, senza nessun tornaconto, senza nessun guadagno. Li dobbiamo fare i conti con questi errori, affrontando gli errori, ma cercando di non affrontare le persone. Questo è un momento delicato, è un momento di riassestamento che riguarda le realtà che si sono avvicinate, che non erano strutturate e faticano ancora a strutturarsi, ma lo faranno, e lo faranno attraverso le relazioni nei territori. Riguarda anche Progress, che ha fatto un investimento enorme, di grandissima generosità in quel passaggio. Abbiamo spinto perché avvenisse, perché era davvero un momento storico, ma un partito piccolo come il nostro, dove la base e la dirigenza praticamente coincidono, ha fatto uno sforzo che non era pensabile. Noi all'inizio ci guardavamo con Franco, con Pablo, con gli altri, con Omar, e dicevamo: stiamo facendo il bluff più grande della nostra storia, perché stiamo andando a partecipare a una battaglia e siamo i più piccoli, quelli che hanno meno forze, quelli che non hanno soldi. Ce ne hanno detto di tutti i colori, da dove abbiamo tirato fuori i soldi, i poteri forti, ci hanno detto di tutto, lo sapevamo noi da dove li tiravamo fuori i soldi. Dalle nostre tasche, dai nostri debiti, dalla generosità di chi ha voluto aiutarci senza chiedere niente in cambio, perché qualcuno che avrebbe voluto aiutarci chiedendo qualcosa in cambio c'è stato, e gli abbiamo detto che i soldi non li volevamo. E tutte queste cose adesso le possiamo dire. Io credo che l'esperienza che abbiamo vissuto mi ha cambiata da tutti i punti di vista. Sono diventata più paziente nelle piccole cose, molto più impaziente nelle grandi. Ho più fretta di vedere le cose arrivare alla loro giusta definizione. Ed è vero anche che questa cosa mi ha regalato visioni di Sardegna che ero convinta di conoscere, perché ho sempre girato tanto, il mio lavoro mi ha offerto questa fortuna, e che invece non avevo nella dimensione in cui invece mi sono state manifestate. La Sardegna ha un bisogno enorme di essere ascoltata. Strutturiamoci, organizziamoci, mettiamo su tutte le impalcature che ci occorrono per arrivare in maniera efficiente agli scopi che ci proponiamo, ma non dimentichiamoci che il nocciolo di questo percorso è relazionale. Non dimentichiamoci che è attraverso l'incontro e l'ascolto, che non erano tecniche elettorali, noi li abbiamo sposati come metodo fondativo. Io l'ho messo come condizione per accettare la candidatura. Ho detto che i percorsi partecipativi diventino un linguaggio naturale con cui noi torniamo a coinvolgere le persone. È una gioia sentire che a Serrenti succede questo. Vuol dire che quello che abbiamo trasmesso non è stato solo lo sforzo verso un risultato elettorale che può aver lasciato molti delusi, perché siamo riusciti nel grande inganno di far credere a tutti che potevamo vincere davvero. Mi fanno ridere quelli che dicono peccato, avete perso. Cioè una forza che esisteva da 6 mesi è arrivata a catalizzare il consenso di quasi 80.000 persone. Io non le conto le schede che abbiamo perso, io conto quelle che abbiamo potuto contare. Non era mai successo che 76.000 sardi dessero fiducia a un candidato presidente dichiaratamente indipendentista, ma quando mai l'abbiamo visto? E io in campagna elettorale non mi sono mai vergognata di dire quello che ero, perché l'ho sempre ritenuto un valore aggiunto, sapendo che il punto di consapevolezza che avevo io e che avevate voi non era lo stesso che potevano avere molti di quelli che si stavano avvicinando, ma che la nostra sfida era innamorarli di quel progetto, fargli desiderare quell'orizzonte che noi già vediamo e loro ancora non vedevano. Ora io dico, la sconfitta vera sarebbe pensare che tutto è finito il 16 di febbraio,
il 17 che cominciavano le cose. Diamoci un metodo, diamoci forze fresche, cerchiamo di capire come si possono assestare i cambiamenti che abbiamo portato e che hanno travolto per molti versi anche le giovanissime strutture del nostro partito, perché questo qualcuno sono stata io. Ora è tempo che si torni a lavorare sui territori ed è lì che io intendo tornare a lavorare, nel mio, attraverso i gruppi di persone che si stanno costituendo e stanno generando i laboratori che poi porteranno alle liste per le amministrative, gradualmente, senza farci soffiare sul collo da tutti quelli che dicono «Ah, siete spariti, Sardegna invisibile», eccetera. Mi dispiace, lo capisco che c'è gente per cui, come dire, tutto si sostanzia nella sfida elettorale perché non esiste più un tessuto politico sul territorio, gente che non ha più sezioni, gente che ha soltanto clientelismi su cui contare, gente che non può andare a chiedere voti liberi perché si è giocato il diritto di chiedere il voto libero, perché sono anni che li comprano i destini delle persone. Ha ragione Franco quando dice molti ci avrebbero voluto votare e non l'hanno fatto. Proprio qui a Sassari un caso mi è successo in una gelateria in centro, una signora che si è avvicinata: signora, io sono uno di quei 76.000 che le ha dato il voto, ho dato il voto solo a lei perché l'altro sa, lavoro in questa struttura, il mio direttore era candidato con l'X partito. E mi ha chiamato e mi ha detto, beh, il voto dividilo un po' e un po', così fai l'interesse politico della parte che sostieni, ma fai un po' anche il tuo, gli ha detto. E ha detto, se fossi stata totalmente libera ve li avrei dati entrambi quei voti. Ecco, io sogno un momento in cui siamo in grado di poterci presentare davanti a queste persone liberandole completamente dall'obbligo di dover votare per compiacere il direttore di un sindacato che si candida con un partito sovranista. Su questo, scusate, io purtroppo ho questo vizio di dire un po' le cose come stanno. Attenzione, io le persone non le riconosco più dalle etichette che si danno, io le persone le riconosco dai fatti adesso. Io guardo le tue scelte, guardo dove hai messo i piedi, guardo che mani hai stretto, guardo che patti hai firmato, su quali poltrone hai appoggiato il culo e da quelle ti peso. Non ti peso più da come ti etichetti, indipendentista, sovranista, non mi importa per un nuda. Deo che rubi, itas effendi, e si su chi effendi, non mi pare di indipendentista, Deo non tappa zerria indipendentista. Deo da trattai come ti sesi, dipendentista, unionista, collaborazionista, come li vogliamo chiamare, Cristiano? Come li vogliamo chiamare? Li hai chiamati anche tu così. Da questo punto di vista, seri siamo stati e seri spero che continueremo a essere. Ringrazio voi per la fiducia che mi avete dato, ringrazio tutte le persone che di Progress non erano, che hanno voluto sposare questo progetto molto ambizioso e per certi versi un po' folle. Ringrazio Franco e Pablo per il lavoro incredibile che hanno portato avanti in questi mesi, succedendo uno all'altro in perfetta continuità. E molte persone ci guardano, abbiamo fatto una cosa grande, ma quello che si aspettano che facciamo è ancora più grande, perché il confronto con la quotidianità è più pesante dello sforzo straordinario. E qui si vedono le stoffe, qui si vedono le schiene, si vedono sul buttonese, che sono uno stato dell'anima, non sono un attributo fisico. Serenamente dico, io torno al mio posto, che è un posto di militanza e un posto di servizio. Le persone che si prenderanno responsabilità oggi prendono un testimone pesante. Si può sbagliare molto, ma non si può sbagliare più di tanto, perché gli sguardi che abbiamo addosso sono il binario su cui adesso dobbiamo scorrere. E credo che nessuno voglia più tornare indietro di noi, nessuno, anche perché sono troppi i sardi che si aspettano che andiamo avanti e trasciniamo avanti anche gli altri. Quindi dico io grazie a voi e proseguiamo il cammino con la stessa forza, la stessa generosità che siamo stati capaci di mostrare fino adesso. Grazie. E adesso il segretario più in gamba, più bello anche, perché il segretario più bello della storia dell'indipendentismo moderno, Pablo Piras.
Grazie a tutti, grazie Franco, non esagerare. Grazie a tutti voi, grazie a Michela, grazie agli ospiti. Parlo ovviamente da segretario in questo momento, però dato che non ho mai parlato forse da questa posizione né come segretario né come attivista, mentre parlava Michela mi è tornato proprio alla mente il 2 gennaio del 2011, quando io sono arrivato quando io ho conosciuto buona parte di voi, sono arrivato a Santa Cristina, proprio era di pomeriggio, non conoscevo nessuno di quelli che sono attivisti di Progress oggi, nessuno che prima militava in IRS, anzi uno lo conoscevo, era Giovanni Mundula, l'avevo conosciuto a Bologna, magari ci sta seguendo in streaming. Onestamente non avrei mai immaginato nel giro di 3 anni di diventare segretario di questo partito e ne sono veramente felice, ne sono soprattutto orgoglioso, sono soprattutto emozionato. Prima di tutto, ora che siamo alla fine del mandato, un ringraziamento a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo mandato, oltre agli attivisti, soprattutto alla squadra della segreteria, a Lorenzo Ghiani, a Daniela Salaris, la nostra tesoriera, a Massimeddu che non so dove è nascosto adesso, è tornato lì dietro, e soprattutto a Franco Contu che è stato il predecessore. Se non ci fosse stato lui non ci sarei stato neanche io, quindi oltre che predecessore è stata anche un po' una guida, quindi grazie a Franco per tutto il lavoro che ha fatto. Non c'è stata effettivamente occasione ufficiale di ringraziare Michela, quindi questo era il momento giusto per farlo, a nome di Progress, ma soprattutto a nome di tutti i sardi che ci hanno appoggiato e che continuiamo ad incontrare quotidianamente nei territori, che ci chiedono notizie, che vogliono sapere qual è il nostro progetto futuro, cosa vogliamo fare, fino a dove vogliamo arrivare. Noi ovviamente lo sappiamo bene dove vogliamo arrivare all'indipendenza, vogliamo arrivare a costruire la Repubblica di Sardegna, perché questo è il nostro obiettivo, siamo un partito indipendentista, se no non avrebbe senso assolutamente tutto il nostro lavoro. Mentre pensavo a quello che dovevo dire oggi, mi è venuta in mente una cosa che adesso non mi ricordo se l'aveva detta Francisco, comunque uno dei primi con cui avevo incominciato a parlare di politica indipendentista, e mi ha detto che il compito principale di un partito indipendentista è quello di creare la coscienza nazionale. Ovviamente un partito indipendentista deve arrivare all'indipendenza, noi dobbiamo e vogliamo costruire la Repubblica, ma prima di arrivare al risultato c'è tutto il processo. E il processo fondamentale è quello di costruire la coscienza nazionale, di portare all'emancipazione della società sarda. E quindi mi sono chiesto come si costruisce la coscienza nazionale. Si costruisce dialogando solo con una parte, oppure cercando di aprirsi sempre di più, cercando di attrarre verso il tuo punto di vista, il punto di vista indipendentista, quante più persone, quanti più sardi, perché alla fine nel momento in cui ci sarà il referendum tutti i sardi dovranno votare, noi dobbiamo portare il 51%, anzi io spero il 90%, 99% dei sardi a votare sì al referendum per l'indipendenza. Non so se ci siamo riusciti in maniera eccelsa, se abbiamo fatto tutte le cose giuste. No, sicuramente avremmo fatto anche degli errori, anzi senza dubbio abbiamo. Detto così magari non vuol dire niente, però il termine veniva utilizzato in un determinato contesto, cioè Progress doveva diventare un catalizzatore di tutte quelle forze che ci sono all'interno della società sarda, che cercano di lavorare quotidianamente per migliorare questa terra e che lo vogliono fare senza alcun legame con chi invece ha contribuito a ridurla nello stato in cui si trova in questo momento, con chi non vuole più dialogare, parlare, confrontarsi con i partiti che hanno governato e che governano ancora oggi questa terra e che non hanno portato niente di buono, con chi è costretto, come ha raccontato Michela, a dover votare un determinato partito perché magari il proprio capo c'è candidato il proprio capo nel posto di lavoro. Ecco, questo è ciò
per cui ciò contro cui noi ci siamo sempre battuti e ciò per cui noi abbiamo lavorato, cioè radunare tutte quelle forze per creare una determinata alternativa, finalmente un'alternativa che si presentasse come alternativa vera di governo, non più minoritaria, e penso che il risultato ha pagato, forse non ha pagato in maniera enorme, non siamo riusciti ad entrare all'interno del palazzo, ok, però il risultato c'è, siamo la terza forza politica sarda e questa forza politica ha un motore centrale, il motore è indipendentista, il motore di questa forza è Progress. Ci sono decine di migliaia di sardi che magari ancora indipendentisti non sono, ma che non aspettano altro che il momento buono per diventarlo. Noi dobbiamo offrirgli questa occasione, dobbiamo essere bravi a portare tutti questi sardi, se non all'interno di Progress, comunque a farli diventare indipendentisti, a farli diventare attivisti, a trasformarli in sardi coscienti, ad avere una coscienza nazionale. Ora, non faccio nomi ovviamente, però qual è la discriminante oggi per definirsi indipendentisti? Cioè basta definirsi indipendentisti per dire che si lavora per il bene della nazione sarda? Ha un senso dire io sono indipendentista, quindi sono buono, sono bravo, sono bello, lavoro per tutti voi. No, non basta più. Forse prima bastava dichiararsi indipendentisti per segnare il solco, per tracciare la linea di demarcazione. Però la società è cambiata. Bustiano prima diceva che non ci dobbiamo cristallizzare, è vero, dobbiamo andare avanti, la società sta cambiando. Oggi non basta più semplicemente definirsi indipendentisti. Oggi la differenza la fa il metodo, perché l'obiettivo, se l'obiettivo nostro finale è ovviamente quello dell'indipendenza, ma l'obiettivo nel breve e nel medio periodo è quello comunque di migliorare la società sarda, la differenza la fa il metodo, la fanno le persone che lavorano e che hanno un obiettivo chiaro, hanno un obiettivo di governare in maniera differente. Se l'obiettivo è semplicemente quello di sostituire l'attuale classe politica italiana che governa in Sardegna con una classe politica che si dichiara indipendentista, ma che poi utilizza gli stessi metodi, che poi utilizza le clientele, che poi mette l'amico giusto al posto giusto, che poi vende determinati pacchetti di voti a seconda del posto che gli viene offerto in una provincia, in un comune o alla regione, beh allora lì non c'è più differenza. Lì la contaminazione di cui parlava Cristiano è avvenuta al contrario, sono gli indipendentisti che sono stati contaminati, non è l'indipendentismo che ha contaminato. Anche in questo noi ci siamo dimostrati differenti, anche in questo abbiamo voluto dare un'alternativa totale, presentandoci senza legami con chi aveva collaborato a portare questa terra nella condizione in cui si trova, senza fare proclami, senza demagogia, senza clientele, semplicemente con la forza della nostra idea, con la forza di raggiungere in un futuro, speriamo quanto più prossimo, l'indipendenza della nazione sarda. Il metodo che abbiamo utilizzato ci ha portato a un risultato. Il metodo o i metodi, abbiamo utilizzato metodi diversi per fare politica, sia con Sardegna Possibile ma anche con Progress, il metodo dell'ascoltativo, il metodo dell'incontro con le persone, del confronto diretto con il territorio. Abbiamo un risultato unico che forse in pochi hanno ancora esaltato, di cui si è parlato poco, però noi abbiamo nelle mani un programma. Abbiamo nelle mani un programma di governo che è stato costruito, scritto, partecipato da migliaia di sardi. Abbiamo un programma di governo che è innovativo, è uno dei programmi migliori che siano stati scritti di sicuro negli ultimi decenni per il governo della nazione sarda. È un programma che ha 3 pilastri fondamentali, sono l'innovazione, la cultura e il territorio. E questi 3 pilastri, dal mio punto di vista, ma penso dal punto di vista nostro, portano necessariamente al traguardo finale dell'indipendenza. Questo è il nostro faro. Quel programma ci deve guidare per i prossimi anni, ci deve guidare
per l'azione politica sul territorio e nel confronto con tutti i sardi che si avvicineranno a noi, che ci stanno guardando, che ci studiano con attenzione e che vogliono aiutarci a costruire, a far sviluppare quel programma e a costruire un futuro migliore. Sono un po' emozionato, scusate, ma non sono... Abbiamo parlato più volte di Sardegna Possibile, del progetto di Progress come un progetto, come una sfida, perché era effettivamente un grande laboratorio, Progress stesso è un laboratorio politico. Spesso quando si lanciano le sfide si ha un po' paura. Penso che nessuno deve più avere paura, gli indipendentisti non devono più avere paura di confrontarsi con chi indipendentista non è, come ha detto anche prima Cristiano, come stanno facendo loro qui a Sassari con la lista del Fronte Unido, ma allo stesso tempo chi indipendentista non è, non deve e non può avere paura degli indipendentisti e dell'indipendenza, perché se c'è qualcuno che oggi lavora per il bene di questa terra, quel qualcuno sono soltanto gli indipendentisti. Non potrà essere mai un PD, un Forza Italia o qualche altro presidente nominato da una segreteria che sta a Roma. Lui non lavorerà mai per il bene della nazione sarda, questo lo sappiamo, ma lo sappiamo non tanto perché ce lo diciamo noi per esaltare quanto siamo belli e quanto siamo tovi essendo indipendentisti, ce lo dicono loro. L'ha detto l'altro giorno Renato Soru, quando ha detto io non sono il candidato dei sardi, sono il candidato del PD. È vero, lo sappiamo, ma non c'è bisogno che ce lo dica tu, lo sappiamo. È per questo motivo che esistono partiti come Progress, perché gli interessi di questa terra li possono fare soltanto gli indipendentisti, soltanto chi decide di condividere un percorso che in futuro ci porterà a quel traguardo può difendere questa terra. Questo è stato ciò che ci ha guidato in questi 16 mesi di segreteria, questo filo conduttore di rompere totalmente i legami con chi aveva collaborato allo stato attuale delle cose in Sardegna. Questo è quello che di sicuro caratterizzerà il futuro di Progress a partire da questa sera, da domani, dalla nuova segreteria che verrà eletta, e questo sono certo che sarà il futuro che verrà condiviso da sempre più relazioni che sono create con queste 76.000 persone e coi territori, perché è un grandissimo patrimonio, per cui il consolidamento di queste relazioni e sono sicuro di questa cosa che dico, sicuramente la segreteria prossima magari riuscirà anche a dotarsi di un'organizzazione anche migliore, perché abbiamo bisogno di organizzazione ed effettivamente c'è da fare molto da questo punto di vista, perché poi tutto è bello, però poi serve appunto organizzazione a correre per dare concretezza a tutto. Direi solo questo, siamo stati perfettamente nei tempi. Io direi, non so, la nostra regia in realtà voi dovete sapere che il vero segretario in realtà è quel signore che sta sempre lì, è Massimedo Cireto. È lui che tira tutte le leve, i fili di tutto quanto. Io direi, Pablo, concludiamo e vai. Sì, non ho l'orologio con me, però direi che siamo stati nei tempi 13. giusti. Se non riusciamo a mandare il video, allora possiamo... No, diciamo che è sulla rete, lo renderemo pubblico. E poi lo andrete a vedere prossimamente anche sui grandi schermi, appena sarà.